mare senza sosta la terra nel Pacifico. In effetti, una forte scossa superiore al quinto grado della scala Richter è stata avvertita ieri a Taiwan e Giappone, cioè al centro di tutte e due. La scossa di terremoto, nonostante avesse una magnitudo superiore al quinto grado, è stata avvertita entro un raggio, diciamo, di 300 km, quindi molte sono le persone che hanno sentito il sisma, quindi quasi tutte. Quindi diciamo che la scossa è avvenuta più o meno alle 22:49 ora italiana e diciamo con tutto che aveva una profondità di 110 km è stata sentita dappertutto. In effetti Taiwan e Giappone il sisma è stato percepito da milioni e milioni di persone in diverse città. Una cosa molto strana, ma è così. In effetti anche nella Cina orientale diciamo che questa scossa si è sentita davvero ovunque, nonostante avesse una profondità diciamo molto elevata in effetti. Quindi sappiamo che purtroppo che fa parte della, diciamo, della cosiddetta catena di fuoco, anello di fuoco, e quindi diciamo che qui sono le forze più potenti a livello di terremoto, quindi diciamo che sono come Alaska, California, Messico, Cile, Argentina, quindi diciamo tutta la cintura di fuoco in effetti, quindi è una zona altamente sismica a livello di terremoti, fa paura, quindi questa scossa che è avvenuta ieri tra diciamo il Giappone diciamo, e Taiwan è stata proprio milioni di persone l'hanno sentite nonostante avesse una profondità diciamo molto elevata di 100 km, però la gente chi scappa da qua chi scappa da là quindi è stata sentita da tutti. Quindi come sempre la terra trema ovunque, che sia Italia, che sia Giappone, che sia California, i terremoti sono sempre all'ordine del giorno. Vi auguro una buona giornata, fortunatamente come sempre non ci sono danni né a persone né a cose, quindi questa è la cosa più importante. Poi la paura passerà, tanto oramai a parte che lì ci sono pure abituati alle scosse, quindi non è come da noi che se la fa andiamo in panico, oramai i giapponesi sono abituati a queste scosse, quindi secondo me tanta paura poi non l'hanno presa, sono abituati, giornalmente la succedono, quindi è come nato diciamo da noi in Italia, in Abruzzo ogni 2 o 3 un terremoto, si sono abituati pure là. Quindi diciamo che è così come pure in Sicilia l'Etna erutta ogni momento, i siciliani hanno fatto l'abitudine anche loro dell'Etna, quindi poi si prende come si dice l'abitudine. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo al prossimo video.